Ettore Ribaudo segue sempre, comunque in ogni caso, la PIA che sta facendo queste collettive d'arte. Qui ci troviamo a Tarcento. Cosa può dire di questo evento? Di solito lei è sempre partecipante a Udine, all'Italian Secret, alla Casa degli Artisti. Dove c'è PIA c'è arte. Questo è uno slogan secondo me, dove c'è PIA c'è arte. Ha detto bene lei, Casa degli Artisti, Secrets, Udine, adesso Tarcento, Cividale ha dimenticato poc'anzi, Cividale anche. Bene, è vero. Questo perché? Perché come ho detto prima, Pia fa tutto da sola. Ecco perché partecipo alle sue. Il secondo punto per il quale mi piace partecipare con lei è arte. Tempo fa si parlava di artisti minori. Bene, gli artisti minori non sono quelli che le ultime ruote del carro della cultura, ma devono essere i primi perché sul territorio sono quelli che possono fare economia, sono quelli che possono portare turismo, sono quelli che possono emergere. Gli artisti maggiori possono essere Caravaggio, Picasso, Michelangelo, loro sicuramente non si paragonano a questi, però nel loro piccolo possono essere altrettanto grandi. Ecco perché mi piace Pia. Sia una fusione perfetta e quindi vi invito a visitarla con calma, a ritornare in questo locale, a ritornare a Tarcento. Noi ce la mettiamo tutta per fornirvi di tante iniziative e speriamo di andare avanti così. Quindi buon divertimento e buona cultura. Grazie. L'assessore Barberio. Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere ad inaugurare le mostre della vulcanica Pia, perché veramente penso che ci siano pochissime persone che sono così attive nel panorama artistico regionale, perché veramente a Udine e in giro nel nostro territorio io cerco di fare il più possibile, dopo fai veramente molto. Riesco, va bene, se no fai veramente molto, noi siamo molto orgogliosi, perché veramente dare spazio anche a tanti nostri artisti che abbiamo sul territorio è una cosa buona e giusta, come si suol dire. Quindi io, che frequento ormai da diversi anni, adesso sono consigliere regionale, prima ero assessore provinciale nel comune, quindi mi è successo di partecipare a diverse di queste mostre, veramente vedo che il livello degli artisti è sempre in netto miglioramento, vediamo sempre delle bellissime opere e veramente tutelare e valorizzare la cultura del nostro territorio è una cosa ottima, specialmente in questi momenti stiamo uscendo da un brutto periodo, come sapete, della pandemia, poi è arrivata la crisi economica, le guerre e tutto quello che abbiamo, tutto il male, quindi questo bene va a compensare il male che abbiamo, quindi complimenti agli artisti, all'amministrazione, ai gestori del bar che comunque veramente grazie per l'ospitalità e quello che fate, e soprattutto a Pia, perché veramente grazie. La grande donna. Andiamo avanti. Pia è stata nominata tante di quelle volte, ma non ha mai esternato, diciamo è modesta, ma adesso le vorrei dire perché ha voluto fare queste mostre itineranti. Allora, io ho voluto fare queste cose perché comunque sono stata molto malata, ho avuto dei problemi. Sono stati anni tremendi per me, però ci sono riuscita, sono venuta fuori e per non morire a casa mi è piaciuto questo mondo dell'arte, mi è sempre piaciuto, mi è sempre affascinato e cominciando, conoscendo gli artisti e tutto quanto, ho cominciato ad avere più voglia di fare, di mettermi in gioco e da lì è partito tutto. Perfetto, grazie. Permettetemi di ringraziare lo sponsor, Guerra Dario. Qui vedete alcuni dei suoi prodotti, però non è soltanto bianco, spazia dal Piccolit al Verduzzo e ad un ottimo Pino Nero. Lo trovate a Torriano di Cividale. Un grazie a lui perché è lui che ci sta sponsorizzando con questi vini e questa prelibatezza del luogo. Cominciamo a presentare il primo artista, Francesco Attisani. Non c'è sicuramente, non c'è, benissimo. Perché lui ha una mostra a Tarvisio appena aperta da 2 giorni, però ha il suo quadro quadro numero 1 rappresenta, tutti lo possono intravedere, Tarvisio, il Monte Lussari, sì. Con la neve e il cielo. Peccato che l'artista ha, come può dire, ha detto prima Pia, un'altra mostra a Tarvisio, perché avrebbe sicuramente
beneficiato molto, ma molto. Io non conosco l'artista, ahimè, tutti siamo ignoranti, però se il primo quadro che vediamo è quello, non oso immaginare gli altri che ha prodotto. Sì, lo troveremo comunque anche in marzo a Udine in piazza Matteotti. Perfetto. Ricordiamo a tutti che ancora adesso in piazza Matteotti al Secret c'è una mostra che durerà ancora 3 mesi, giusto Pia? Sì, adesso cominciamo con una mostra che durerà 2 mesi, con il 60° anniversario della Friuli Venezia Giulia dello Statuto Speciale, ed è intitolato Magico Friuli. E poi ci sarà la Donata Alpini, un'altra mostra dedicata all'alpino. Benissimo. Proviamo a prendere Anna Zamolo, eccola lì. Il quadro che ci presenta è quello, l'Aquila. Grazie di avermi invitata a questa mostra. L'Aquila diciamo che è il simbolo del Friuli, per cui rappresenta anche come caratterialità diciamo un po' le caratteristiche del nostro Friuli. È territoriale, ha una sua dignità, è abbastanza importante come animale. In più ho disegnato la montagna più alta del Friuli, che adesso non mi viene su, il Coglian, grazie. E vicino c'è un aquilone, un deltaplano che è mio marito per punta, che sono dei pionieri del volo in Friuli. Grazie. Brava. È dell'artista Beatrice Medves, che in questo momento non c'è perché è malata. Invece Enrico Zampagnini ci presenta il quadro chiamato Pacco, numero 14. Non è l'estrazione dei pacchi come fanno ogni tanto in una nota trasmissione, però rende l'idea del pacco in 3D. Guardatelo attentamente anche da lontano, soprattutto vi accorgerete dell'effetto simile al 3D. Ecco, Maria Raffaella Mazzurco è vicina, è di Faedis, e lasciamo loro a presentare il suo dipinto. Non è il numero dipinto. Lo so, i zoccoli del cavallo. Sì, sono dei pari di cavallo che realizzo in memoria di mia figlia che è mancata a luglio del 2021, per farla conoscere, per ricordarla e per mandare avanti i suoi progetti, visto che quando è mancata aveva appena iniziato a realizzare tutto quello che aveva sognato per una vita. Lei ogni Natale mi mandava l'immagine di un ferro di cavallo decorato, e da lì è partita l'idea di rappresentarla con i ferri di cavallo decorati. Ecco, e con il ricavato mantengo spati e spuche che sono i suoi cavalli e che io ho voluto portare a casa, anche quando tutti mi dicevano che non ce l'avrei fatta, però io non ho voluto che nulla di mia figlia andasse perduto, e quindi con grandi sacrifici. Io sapevo che un cavallo aveva 2 orecchie, 4 zampe e una coda, basta, non sapevo niente, e i cavalli mi hanno salvata. Il progetto prevede anche, io vorrei aiutare le persone che subiscono dei lutti o dei traumi, e vorrei aiutarle tramite i cavalli di mia figlia, perché visto che hanno aiutato me, vorrei che potessero aiutare le persone in difficoltà come me. Questo è quello che prevede il progetto. Grazie. Coraggio. Praticamente mantenere ancora viva la memoria di tua figlia. Certo, mantenere viva la memoria di mia figlia. Praticamente facendo diventare questo tipo di allevamento di cavalli una fattoria didattica. Anche, però sì, usarli, più che altro usarli a livello terapeutico. Adesso passiamo all'artista più giovane che abbiamo presentato, Martina Favotto. Allora, Martina Ha 12 anni. Ha 12 anni ed è bravissima, è una pop art. L'ho scoperta da poco perché sua mamma ha voluto fare un regalo per la figlia e l'ho scoperta veramente una brava per avere 12 anni.
trovare una fumettistica, perché lei disegna anche fumetti. Ha disegnato la mamma, che la vedete lì, per la prima volta in una mostra. Poi abbiamo un'artista che è deceduta, Vecchiato Gloria. Lei la figlia, vedi? È uguale, siete non è familiari. arrivato. Va bene, Ci grazie. presenta il numero 5, il numero 9 e il numero 12, che secondo me è un quadro veramente fantastico. Il 12. Allora, Gloria aveva frequentato da giovane la scuola Giovanni da Udine, quindi aveva diciamo una preparazione artistica non indifferente. Aveva ricevuto appunto questa formazione artistica e spesso ricordava come un periodo felice della sua giovinezza questo percorso di studi, ecco. Ma Gloria non si occupava solamente di pittura, diciamo un artista a 360 gradi, la poesia, l'incisione su vetro, la ceramica, la decorazione, la lavorazione Tiffany erano solamente alcune delle sue appunto, passioni. Diciamo che Gloria aveva la capacità di trovare la bellezza e l'arte in tutti gli aspetti della vita. L'opera che vedete là è praticamente una dei suoi primi lavori, forse appartiene al periodo in cui frequentava il Giovanni da Udine, ed è realizzata con una tecnica che si chiama sanguigna. Le opere invece che sono qua di fianco sono delle nature morte. Diciamo che la natura morta, la natura in generale, non solo la natura morta, la natura era fonte di ispirazione per Gloria. E riusciva a catturare appunto l'emozione dell'attimo, restituendolo alla tela, mantenendo appunto la spontaneità senza filtri mentali. Per esempio due ragazzi che vengono dall'Ucraina, viene Anastasia, ha suo marito che è 8 anni che è in Italia, giusto? Lei è venuta qua in tempo di guerra e una signora l'ha presa a casa sua, sono stati ospitati al 30°. Allora parli tu? Sì, parlo io. Ok, vai. Buona serata a tutti. Noi siamo ucraini, volevo dire subito che magari parla non così bello o così giusto come tutti voi perché tutti siete italiani, ma va bene lo stesso, scusate. Guarda, la mia moglie che sono arrivata qua quasi un anno fa e lei voleva fare qualcosa più bello, importante per se stesso. E lei si è scoperta che può fare i nostri fantastici biscotti, diciamo così, con il nostro impasto particolare, diciamo, con i gusti non così soliti che diciamo potete acquistare a qualsiasi posto qua in Friuli Venezia Giulia e ecco. praticamente non sono vendibili ancora nei negozi. Sì, ancora non vendibile, però lavoriamo in questo per questa strada, diciamo, perché non è così facile come sapete tutti quanti, tutti i documenti eccetera, però sicuro che tra poco ce la facciamo. Con i loro biscotti, se volete comprare qualcuno stasera, eccoli qua, anche sui biscotti. Grazie mille. Volevo dire che diciamo noi abbiamo anche le ricette che usiamo, diciamo, le ricette anche italiane, classiche comunque, sì, adesso, perciò non solo roba nostra che magari è un po' particolare, e poi anche veramente una opera d'arte quella che fa lei, perché fa veramente, sai, come, cioè, una come si dice? Una creativa, una pittorettrice. Sì, creativa. Una pittrice sui biscotti. Ecco, sì, perché magari faccio vedere un po' di foto, video che facciamo noi a casa, quello che fa lei con tutte le attrezzature, diciamo, è veramente
cosa straordinaria. Tutti i biscotti, diciamo, guarda, per fare un biscottino ci vuole minimo 3 giorni, giusto per capire, Chi ha coraggio di mangiare? perché sì, tutto il suo, come si dice? Il processo, diciamo, per asciugare, per preparare, per aspettare tutti i ghiacci, come si chiama? Ghiaccio naturale, e tutti sono diversi e tutti hanno i suoi metodi di asciugare, comunque cioè, È un bel lavoro. un bel lavoro, diciamo così. Comunque Il giornale lei cosa ci dice? Aiutiamo questi ragazzi se si può? Sì, sto guardando, è un peccato mangiarli però, perché sono troppo belli. tanti che dicono Sono così, buoni. purtroppo però assaggiate lo stesso. Sono buoni, sì. Sì, sono buonissimi, poi dovete assaggiare, perché questa qua la dà la spinta per continuare. Se non assaggiate, non mangiate, invece Li lasciamo lì in esposizione come Sì. quadro, perché sono veramente bellissimi. Comunque, se potete dare una mano a questi ragazzi perché scappati dalla guerra, poi venuti qua in Italia, non conoscono la lingua come Anastasia, però per fortuna che ha il marito qua, ma dobbiamo dargli Ma una mano. lei si insomma, studia, ecco. volevo dire subito che lei si studia anche i nostri bambini che sono a scuola dal secondo giorno quando sono venuti qua, per loro è anche un po' più difficile, però bene lo stesso, non c'è problema, dai, ce la facciamo anche questo. Ma un aiutino che viene dall'alto non si sa mai. Grazie a Dio, grazie a Dio. Abbiamo gli aiutini, no? Per fortuna che noi siamo vivi, noi siamo qua. Grazie. Volevo dire grazie anche a tutti voi che siete qua, che dite queste parole per noi, è molto più importante, veramente. Grazie di cuore. Grazie. Grazie a voi. Ultimo personaggio, lo chiamo Moreno Budulik, un poeta. Il microfono un attimo. È anche una artista molto brava che la stimo per come segue. Cristina Krast è E come qualcuno qua, adesso non leggo la poesia, no? Io chiedo di leggere poesia a una mia fan del gruppo di poesia, ma però una vorrei i Leoni di Collalto. Fai questa. Ecco, perché signora, io sono stato a Targento a abitare, prima a Collalto e poi a Targento. Ho fatto parte del gruppo i Leoni di Collalto. Allora, lui è stato campione del tiro alla fune con i Leoni di Collalto e con le Tigre di Montaperta. Perciò per d'argento è anche un onore perché comunque è stato un grande. 8 anni di tiri. Purtroppo poi la sua disabilità l'ha portato a essere altro. Però comunque complimenti perché sei un bravo poeta. Grazie. Adesso, Grazie a voi. Cristina? Prego. Dedicato ai Leoni di Collalto. Dai, tira, dai, pianta e strapponi. Quante volte si sentiva gridare così? Quante gare, quante sconfitte, ma anche vittorie abbiamo condiviso. Teor, Torsa, Picinicco, San Daniele. Quante squadre e amicizie abbiamo fatto davanti a una coppa di vino. E infine, e la cosa più bella, abbiamo gareggiato con le Tigri di Montaperta. Grazie amici, da un ex Leone di Collalto. Applauso. Seconda poesia, vuoi che la legga Ettore. Grazie. Grazie. Tarcin, quanti anni ho vissuto con te? Quanti amici che ho conosciuto? Ho ammirato la bellezza delle tue montagne e delle tue colline. Ho apprezzato le tue tradizioni, il Pignarul, l'Epifania con il suo mercato. Tarcento, perla del Friuli, ed ha ragione. E ora conosco te, Patti. 19 febbraio 2023. Anche voi siete, Patti, vieni qua. Allora, grazie Patti di tutto, della tua ospitalità.
Se vuol dire due parole, vai. Vai. No. La collettiva. Grazie a tutti, speriamo che vada bene. Non era in preventivo. Era in preventivo, ma c'è comunque il suo quadro è quello. Allora, questo è il mio quadro che praticamente l'ho intitolato Trasformazione, perché se vedete ci sono dei visi di donna che si trasformano in araba fenice per poi ritrasformarsi in donna, perché praticamente l'araba fenice cos'è? Rinasce dalle sue ceneri ogni 500 anni, riscaldata dal sole, e quindi ho voluto rappresentare la donna perché nei momenti di difficoltà, cioè praticamente non solo la donna ma tutti, basta guardarci dentro e cerchiamo di rinascere come l'araba fenice, ecco, di andare avanti nelle difficoltà della vita, ecco. Complimenti agli artisti, all'amministrazione, ai gestori del Ai locale. gestori del bar che comunque ci hanno Veramente dato veramente grazie per l'ospitalità e quello che fate, soprattutto a Pia, perché veramente grazie. La grande donna.